La Chiesa assomiglia al suo sposo. Chi è Gesù Cristo? Il Verbo divino fatto uomo, che essendo una sola persona possiede due nature, una natura umana e una divina. Gesù vero uomo e vero Dio. Anche la Chiesa, come Gesù, possiede un aspetto umano, sociale, ed un aspetto divino, dove la sua anima è lo Spirito Santo. Quindi così come Cristo ebbe il bisogno di nutrire il suo corpo e di avere alcuni beni necessari per sostenere la sua missione sulla terra, così anche la Chiesa deve possedere dei beni che gli permettano di svolgere adeguatamente la sua missione, che è una missione tutta spirituale. Scusami padre, ho una domanda. Tante volte si sente dire dalla gente che il Papa sia una persona molto ricca, che possiede molti beni e che dovrebbe venderli dandone il ricavato ai poveri. Come si può rispondere a questa accusa? Anzitutto mi sembra importante sapere che la ricchezza del Vaticano, ossia tutti i beni culturali che possiede, non sono del Papa, ma dell'umanità, di ognuno di noi. La Chiesa di tutto ciò ne è solamente custode. Non può venderli perché sono patrimonio dell'umanità. Inoltre, se il Papa dovesse vendere tutte queste ricchezze per aiutare i poveri, quanto più lo dovrebbero fare ogni nazione con i propri beni culturali. Ma questo è assurdo. E poi non è affatto una soluzione per risolvere la povertà nel mondo, poiché vendendo tutte le ricchezze del Vaticano si darebbe da mangiare ai poveri solo per 3 giorni. Non è la Chiesa la causa della povertà, ma la corruzione, ossia l'egoismo dell'uomo moderno. Per esempio, offrire alimenti sufficienti, acqua potabile e istruzione basica ai più diseredati del mondo costerebbe meno della quantità investita ogni anno in cosmetici, gelati e cibo per animali domestici. Lo spreco annuale in cosmetici sale a 18 milioni di dollari, molto più dei 12 milioni di dollari che si necessiterebbero per l'assistenza medica a tutte le donne. Per debellare la fame e la denutrizione si richiederebbe un investimento annuale di 19 milioni di dollari, solo 2 milioni in più di quanto gli europei e gli americani investono in alimenti per animali domestici ogni anno. Mentre l'immunizzazione di tutti i bambini costerebbe 1.300.000 dollari, quasi 10 volte in meno degli 11 milioni di dollari che gli europei sprecano comprando gelati ogni anno. Al prezzo di un aereo da combattimento supersonico, circa 47 milioni di dollari, si potrebbero allestire 40.000 farmacie da villaggio e si potrebbero salvare 213.000 bambini affetti da AIDS. Per salvare un neonato affetto da AIDS in Africa, con una terapia completa di cura, bastano 169 dollari compresi gli alimenti. Sì padre, scusami, ma è vero che la Chiesa può avere soldi per compiere la sua missione intera, però in che cosa spende i soldi che riceve dai fedeli, come l'elemosina, le offerte, eccetera? La Chiesa, prima dell'ONU, dell'UNICEF e di tutte le istituzioni mondiali di aiuto, va incontro ai bisogni dei necessitati. È quindi sbagliato accusare la Chiesa di non aiutare i più bisognosi, solo perché non vende i suoi beni culturali, quando è grazie alla Chiesa che sono nati gli ospedali, le università, le case di riposo e tante altre istituzioni di beneficenza. Statistiche 2004 della Casa di Assistenza che mantiene la Chiesa nel mondo. Ospedali 5.246, dispensari 17.224, lebrosari 648, case per anziani e diversamente abili 14.927, orfanotrofi 10.163, giardini d'infanzia 10.932. Finisco dicendo che, come sempre, quelli che criticano le ricchezze del Vaticano sono quelli che mai hanno aiutato alle opere di misericordia che gestisce la Chiesa. Quindi almeno tacciano.
Le opere della Chiesa si sono fatte sempre con le offerte dei poveri, che realmente capiscono cosa sia il bisogno e la necessità. Sia lodato Gesù Cristo.